Vieni Fabrizio, vieni, che ti porto dentro la televisione che stai guardando. Allora, devi salire qua. Ecco, questo è il centro della televisione, sotto l'albero che state facendo tutti quanti insieme. Aspetta, Sì. aspetta. Fai vedere perché hai portato, giusto? Due palline, ecco qua. Hanno un nome, queste qua si chiamano... Pasqualina e Carmelina. È Carmelina. Invece di metterle tutte qua, le Sì. vogliamo se ti... Ecco, gira dall'altra Faccio il parte, giro. dove vuoi andare tu, nasconditi dietro l'albero, perché altrimenti mettiamo tutte le palline qua e non succede niente. Vabbè, Viene ma un sono albero... stati altri miei colleghi che l'hanno messo tu quando No, è che s'abbocca, hai capito? Da questa parte invece dobbiamo fare un albero pieno e intanto mi racconti di Babbo Natale. Com'era Babbo Natale quando eri piccolo? Non tanto bello. Cioè? Vabbè, anche perché... Ma come Babbo Natale, chi le sembra uguale? Non lo so, vabbè, parliamo dei regali. No, in generale, dico, come te lo immaginavi, Vabbè, come lo bellissimo. sognavi Babbo Natale? Bellissimo. Bellissimo. Anche perché comunque l'infanzia da bambino sono le cose più belle che Più possono belle. esistere. Ecco, ma ti portava cose brutte, per questo hai detto che... No, vabbè, qualche volta l'avevo, qualche regalo, qualche volta no, anche perché comunque i tempi non erano dei migliori e quindi Ecco. è bello dire la verità. La verità, ma il primo regalo bello che ti ha portato Babbo Natale? Il primo regalo bello che mi ha portato Babbo Natale è stato una bicicletta. Piccolina. Piccolina. Capo pure facendo Con le quella rotelle? là. Con le rotelle dietro, con le due Le rotelline? ruote, sì, sì. Caspita, e dove andasti la prima volta con questa bicicletta? Beh, io giocavo con gli amici miei nel quartiere, così, nella villa, giusto per... Cioè facevi il giro palazzo? praticamente? No, nella villa, insieme agli amici miei che avevano anche loro le bici, Ho qualche capito. skateball, queste cose qua. Pure, infatti tu sei giovane, scina, Posso coppo scendere? scannatiel, ti prego mettiti vicino al pianoforte attaccato al Maestro, maestro buonasera. che ti voglio presentare, a favore di luce, fatti guardare. Sì, Fabrizio, lo conosci il maestro? Sì. ci siamo visti più di qualche volta. Madonna, come lo stai guardando con aria minacciosa? Che lo maestro è gentile, no, il maestro non fa Sono un male. ragazzo che posso No, minacciare... perché ti sei girato guardando il Vabbè, maestro. lo sguardo è la mia personalità che magari posso... Sì. Si può confondere magari il mio carattere che l'ho guardato minaccioso. Senti, che ti mangi a Natale? Vabbè, penso quello che un pochettino si mangiano tutti quanti e pure voi. O la cosa che ti piace di più La da cosa mangiare che mi piace tra di le cose più- che si mangiano a Natale? Ho capito uno. Ho capito. Ma ne faccio fare sempre 4-5 pezzetti, ma perché? E che ne sai? Si rimane mi mangio pure uno a presto. Addirittura Più bello freddo? ancora, fritto. Freddo e più buono ancora? Bene, allora, senti un po', cosa canti? Io canto Amore Amaro. Amor Amar. Ci tenevi a dire anche gli autori. Chi sono gli autori Sì. di Amor Amar? Allora, Amore Diciamoli. Amaro di Felice Genta Carbone. Carbone, sì. Canta Fabrizio Ferri. Grazie. Grazie, maestro. Allora, vai, grazie. non ti qua. muovere da qua, se no, ecco, non vi muovete mai, lo dico a tutti gli artisti, se non mi dicono che vi faccio uscire fuori dalla luce. Mi piace guardarvi in televisione. Come allora, ma bene, direi bene, molto natalizio. Il cenone di Natale lo fai così, vestito così? No, vabbè, penso che mi cambio. No, ho detto tengo no, Catania. il genere, dico il genere, così, con la giacca. Vabbè, sì, abitualmente sì. Senti, allora, io poi all'improvviso presi una fissa per una tua canzone che si chiama Crisi di cuore. Sì. Mi venne all'improvviso, non so né come né perché. Me la fece sentire Andrea Marigliano, credo che il mio regista televisivo. Pigliano poco stu microfono, Pino, Sì. sto per farlo cantare a cappella, mi rendo conto che, insomma, però è più forte di me, veramente. Poi stonga a casa mia e quindi a Natale viene Fabrizio Ferri, io non ci faccio cantare Crisi di cuore. Ma può essere... Ecco. Tu stai vivendo da donna matura, mi vuoi capire che sei ancora creatura, sei troppo giovane ancora, a questa età non si muore. Giuro lo cuore con una mascatura, se sei donna, tu mi che ti ci muore, poi fredda e senza calore. Tu allo stesso regalo cuore. Oh, che meraviglia! Grazie, buon Natale!